Vicenza è la seconda provincia d'Italia dopo Milano per l'export, un lodevole traguardo che rischia di vacillare in tempo di Covid, un tempo di grave minaccia anche per l'economia. Abbiamo bisogno di regole certe, di fiducia e soprattutto di un governo che capisca le necessità delle nostre imprese. Un governo che non si deve fermare di fronte a tanti fronzoli, ma deve dettare le condizioni perché ci sia una ripresa economica forte, una ripresa economica fatta di investimenti, tenendo conto che le imprese hanno sofferto e hanno bisogno di ristori soprattutto per salvarle e poi di avere un piano per il rilancio. Insomma, un piano di rilancio con investimenti che vadano nella direzione della crescita di produttività per tornare ad essere competitivi nel mercato europeo. La Germania, i ristori coprono il 75% del fatturato anno 2019 sull'anno 2020 e questo non mi sembra che in Italia sia la stessa cosa. Allora capite bene che nei mercati europei affrontare i nostri competitor partendo da due livelli diversi sarà molto complicato. Il nostro governo deve essere molto attento a cercare di darci l'opportunità e la possibilità di partire nella stessa fila, altrimenti saremo sempre perdenti e creeremo disagi per il nostro Paese.